Dondolindo ruotolo, cercate di conservare il più possibile la pace nelle vostre famiglie. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi di Dondolindo Ruotolo, sacerdote appartenente al Terzo Ordine Francescano, è stato parroco presso la chiesa di San Giuseppe dei Vecchi, dove è custodita la sua tomba, e Dondolindo prima di lasciarci, insomma, aveva detto: venite a bussare sulla mia tomba quando io non ci sarò più, bussate per 3 volte, io vi risponderò, o concedendovi la grazia, oppure si narra appunto che Dondolindo appaia in sogno a quei fedeli a cui la grazia non viene concessa, per spiegare il motivo per cui Dio non concede loro la grazia. La fama di santità di Dondolindo Ruotolo, che è venuto a mancare nel 1970, era già ben nota quando egli era in vita. Sono tante le persone che raccontano di miracoli ottenuti da questo grandissimo sacerdote, che speriamo, da questo grande santo, che speriamo possa salire ben presto agli onori degli altari. Lo stesso Padre Pio, quando a San Giovanni Rotondo si recavano dei fedeli napoletani, diceva: ma che cosa ci venite a fare da me, visto che voi avete a Napoli quel grande santo che è Dondolindo. Dondolindo aveva molto a cuore anche diciamo la salute sia fisica che spirituale dei fedeli, delle famiglie. Voleva che nelle famiglie cristiane e non, insomma, regnasse il più possibile la pace. Egli a tal proposito diceva: sarebbe assai penoso che si avesse gentilezza e cortesia con gli estranei, e nella propria casa si fosse come leoni ruggenti, mettendola a soqquadro per un nonnulla. È facilissimo cadere in questo eccesso, perché la stessa familiarità che si ha con le persone della propria casa può rendere meno vigilanti sulle miserie del proprio carattere. Il maggiore amore, invece, deve aversi proprio verso le persone di famiglia, perché formano l'ambiente della nostra vita, dove più dobbiamo esercitare la virtù. Se si è gioviali con gli estranei, bisogna esserlo a maggior ragione con i propri familiari. Se si compatiscono i difetti altrui senza recriminazioni, bisogna compatire molto di più quelli dei propri cari. Se si è generosi con gli estranei, bisogna esserlo ancor di più con quelli della propria casa. Vi affannate tanto per le cose temporali, ma perché non pensate alle anime vostre e alla vita eterna che certamente vi aspetta? Se voi curaste i vostri interessi materiali come curate i vostri interessi spirituali, in quale rovina fareste precipitare le vostre esistenze? Pensate, se un contadino non vigilasse continuamente sulle sue terre, se andasse a potare i suoi alberi senza criterio di tempo, se lasciasse le sue terre senza concimi, senza siepi o muri di difesa, lasciando ai ladri la libertà di penetrarvi per far man bassa dei frutti, quale disastro in quelle povere terre abbandonate e tradite! E voi non pensate alle anime vostre, non le purificate con la confessione, non le alimentate con la Santa Messa e con la comunione. Lasciate che nelle vostre case penetri il peccato che le devasta. Ma come potete, carissimi, vivere così? Vi lavate al mattino, fate pulire le vostre scarpe e curate scarpe e vestiti più dell'anima immortale che deve raggiungere la vita eterna. Oh, e poi egli si rivolgeva a Gesù, dicendo: oh Gesù, guarda lo sfacelo delle famiglie, guarda la profanazione dei sacri vincoli dell'amore coniugale e la sacrilega manomissione dell'innocenza dei figli, guarda lo stato miserando delle famiglie dissacrate dal libertinaggio, ridotte ad una bolgia infernale per mancanza della tua grazia, ed abbi pietà dell'umanità.
Ascolta la voce della tua Chiesa che festeggia la tua Sacra Famiglia proprio per restaurare le famiglie cristiane in te e per te. Donaci santi genitori che formino famiglie integralmente cristiane modellate sulla tua. Gesù dissipa il male che straripa come torbido torrente sommerge la santità del focolare domestico, annienta le menti degli scellerati che hanno avvilito la convivenza umana al di sotto del livello delle bestie. Gesù, insegnaci novellamente le tue vie e fa che camminiamo nel compimento della tua volontà e nella pace del tuo santo amore. La preghiera quotidiana in famiglia, figlioli cari, porta benedizione e pace. Senza la preghiera quotidiana in famiglia troviamo confusione e agitazione. Non basta, carissimi, la sola messa domenicale. Bisogna pregare in famiglia a mattina, a mezzogiorno e a sera. Le famiglie non devono dimenticare la preghiera del Santo Rosario perché Maria è l'arca della nuova alleanza che rinnova le promesse battesimali e l'alleanza con Dio che è il sacramento del matrimonio. Le mogli devono essere calme e mansuete perché la pace vale molto di più del mobile elegante e di una casa sfarzosa. Sono più belli i volti sorridenti nella pace che le pareti arabescate di fiori senza profumo. La vittoria di una sposa o di uno sposo non sta nel prevalere, ma nel cedere l'uno e l'altro rimanendo tranquilli. L'essere padrona o padrone non sta nel comandare, ma nel condiscendere. Il giudizio dei coniugi non vale quando lo impongono, ma valgono quando loro lo cedono per amore della pace. L'ordine non sta nel rimproverare, ma nell'ordine della carità. Una cosa che sembra storta è nulla di fronte all'armonia dell'amore che tutto intona. Ora, carissimi, voglio suggerirvi un modo concreto per poter realizzare questi auspici, insomma, vivere queste raccomandazioni di Don Dolindo. Vi consiglio, oltre a partecipare all'adorazione eucaristica, alla pratica dei sacramenti, quindi alla Santa Messa domenicale, alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, vi consiglio di accendere, tenere un computer o un cellulare acceso in una stanza sintonizzato sul rosario in latino con la voce di Padre Pio. Io l'ho fatto, carissimi, e devo dire che tantissimi problemi familiari si sono risolti, la mia vita è cambiata notevolmente perché la voce di Padre Pio allontana tutte le presenze cattive e negative che condizionano negativamente la vita di una famiglia. Capisco che molti non hanno tempo di pregare, anche se il lavoro è preghiera e la preghiera è lavoro, ma vi esorto, soprattutto ecco, in quelle famiglie in cui magari ci sono alcuni componenti che non sopportano di sentire il rosario, di prendere un cellulare, un computer, lasciarlo acceso in una stanza, magari quella di un coniuge o insomma da qualche parte nella casa anche dove non possa essere sentito da persone che non lo tollerano, lasciarlo acceso durante i pasti, quando si è a tavola, in un'altra stanza e lasciare che la voce di Padre Pio risuoni all'interno della casa e vedrete, carissimi, se sarete costanti nel compiere questo, se non avete tempo di pregare, come la voce di Padre Pio scaccerà tutte le presenze malefiche dalla vostra casa, fatelo. Vi posso assicurare però, insomma, che ben presto noterete maggiore serenità nella vostra vita familiare, però ci vuole molta, molta costanza, carissimi. Bene, io allora vi ringrazio tanto per essere sempre così cari nei miei confronti e per seguire con grande interesse tutto ciò che riguarda i contenuti del mio canale, in particolare la vita e le opere e le parole di Don Dolindo, e vi auguro una santa preghiera e vi mando tanti benedizioni
che vi possano benedire sempre i sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. A presto carissimi.